Buongiorno l'Italia. Come avrai visto, no, per farti un po' di compagnia con questa emergenza coronavirus, no, dove tutti noi siamo obbligati, diciamo, stare a casa e a muoverci solo per situazioni di necessità. Giustamente molti tu, insomma, non sapranno cosa fare, insomma, e quindi, insomma, ho deciso di pubblicare 2 video al giorno, come hai ben visto, tutti i giorni, compresi il sabato e la domenica. Ovviamente le recensioni i produttori mi hanno chiesto di metterle in pausa e si vedrà dopo ad aprile, intanto i video ne ho fatti e si vedrà insomma poi che succederà. Presta sempre molta attenzione. Allora, io dovrei aver cambiato i titoli dei video in quanto le puntate sono state registrate ben prima dell'emergenza coronavirus, no? E soprattutto certe addirittura dove qualcuno mi ha saltato addosso erano state girate a gennaio 2020, quindi insomma rendiamoci conto, l'ho già detto più volte, che i video non riesco a farli giornalmente, nel senso a produrli giornalmente, perché un conto è girarli e un conto è montarli, caricarli, mettergli il tag, la copertina, tutto quanto, quindi è un lavoretto, diciamo, che faccio anche volentieri, però quando ne ho la voglia e il tempo, insomma, quindi questo vale per tutto, sia per girarli che per editarli, insomma, ecco. Molti mi hanno chiesto come me la passo in camper, ti dirò, col discorso che sto mettendo mani ai vari siti, cose, soprattutto sto anche facendo il mio, in più sto anche studiando man mano che li faccio nuove cose, implementazioni, linguaggi, eccetera, eccetera. Quindi insomma non mi accorgo tanto della differenza, diciamo, ecco, l'unica differenza è che appunto sì, non posso fare i viaggetti, diciamo, ecco, quelli fuori zona Jesolo, insomma, ecco, detta così. Io sono stanziale, guarda, non ho neanche contato i giorni, però è da veramente un bel pezzo, insomma, che sono qui stanziale, sono davanti alla casa dell'Alessia. Ho riempito tutti e 2 i serbatoi e le tanichette, quindi abbiamo un 300 litri di acqua per il camper. Ho 2 casse di acqua per me, più la Coca-Cola, i succhi di frutta, eccetera, eccetera. Mega spesa. E il pieno l'impianto GPL, il bombolone GPL, che in teoria dovrebbe bastare per un bel pezzo, perché comunque fa freschetto fuori, sì è vero, però c'è un sole, c'è un bel sole che mi carica a bestia i pannelli, siamo arrivati a 30 ampere e oltre, e in più io lascio aperto, a parte adesso vabbè che ho tirato un po' la tenda, adesso eccola, ritiriamo, lascio aperto le tende del vetro davanti in modo tale che mi faccia da effetto serra, no? Hai capito? Quindi con i vetri io scaldo alla grande il camper. Quindi, seppur non sappia quanto freddo c'è fuori, però insomma c'è del bel freschetto, qui dentro abbiamo 25 gradi, e qui ritorna al discorso che ti faceva sempre Singano sugli oscuranti esterni che sono essenziali, cioè vedi caldo che ti entra dai vetri, perché fa proprio l'effetto serra, hai capito? Quindi metterlo dietro, per carità, sì ti aiuta, ma comunque il vetro scalda e crea questa cappa di caldo tra il vetro e l'oscurante interno. Mettendo gli oscuranti esterni, sì, ok, è vero che dopo dentro sarà anche un mortorio, però ti isoli veramente tutto. Di solito si mettono gli oscuranti esterni, vedo che molti camperisti, cosa intelligente, quando lasciano il camper sotto il sole, li mettono anche nelle finestre, se li sono fatti. Io mi pare che ce l'ho, adesso non so se è nel gavone dove c'è la roba del campeggio o se l'avevo lasciato nella casa vecchia, perché dicevo tanto non lo userò, però avevo anche quello del finestrone della dinette, sempre con le clip. E poi, aspetta che non perdo il filo del discorso, si diceva che la parte all'ombra del camper, lì si tengono sì le finestre e per di più aperte, insomma, che circola anche un po' di aria. Bisogna che vada a fare rappresentante degli oscuranti esterni? Eh sì, è proprio una missione a mia ormai. Col fumo purtroppo non ho ancora smesso, però vabbè, comunque come dicevo nelle puntate precedenti, già il fatto di provare a smettere è un fumar meno, e col falegname, ovviamente data la situazione coronavirus che c'è in giro, ovviamente anche se la roba dovesse essere pronta non posso andare a montarla, insomma non sarebbe neanche intelligente, insomma ecco. E quindi niente, Pulmin, devi aspettare un bel po' di mesetti te per le tue robe. Poi
porca miseria, l'ennesimo qua. Iari, che poi io sono Yuri, c'è sempre sta confusione tra me e Iari, no? Ma manca solo che si aggiunga ieri e siamo a posto, abbiamo fatto il trio, anzi anche ieri. E io sto a casa, sta anche a te a casa, Dio buon, e niente, qua devo, ogni commento devo sempre scrivere: i video sono stati girati 2 mesi fa, anzi, i video, ricordo, bisogna sempre cercare di non essere scortesi, rispondere gentilmente, almeno con chi si pone gentilmente rispondi gentilmente. I video, ricordo, sono stati girati a fine gennaio, puntini puntini puntini, della serie anche altri. Ho un altro qua: tranquillo, sappiamo che usi la cavezza, vedere i tuoi video è sempre un piacere. Bene, sono contento. Qua sto rispondendo ai commenti su un post che avevo creato su YouTube, perché su YouTube oltre ai video puoi fare anche dei post, e sul video che è venuto fuori, più che altro un po' di casino mi pare anche là, l'additivo del gasolio, per il fatto che io ero in giro. Però sì, ok, ero in giro, ma ragazzi, era fine gennaio, porca miseria, cioè ben prima che si sapesse cos'era il coronavirus, insomma. Ecco, beh dai, già che siamo qua che ci annoiamo tutti in compagnia, continuiamo a rispondere a un po' di commenti. Allora, Tom Bear Funi e Ferro mi chiede: minuto 8 e 22, se avessi usato il microonde avresti acceso il generatore o con le batterie cariche ce la fai anche senza? Allora, io qua gli scrivo: l'ho staccato volutamente dall'inverter, virgola, va solo con generatore e colonnine. Si intende anche il cavo della corrente, cioè trovi una presa abusiva o vai da qualcuno che l'ha presa di casa, io ho gli adattatori, ti attacchi il camper con quella, non è che servono per forza necessariamente le colonnine delle aree camper, hai capito? Cioè questo per puntualizzare quando io dico colonnina. Poi chiede giustamente: se esiste la rotonda sul mare potrebbe benissimo esserci anche quella sul fiume, è più che giusto, insomma, quindi scriviamo me par giusto. L'Analu un po' più tragica: ciao, già ci sono problemi e no anche dover rispondere a chi non deriva, chi capisce bene, gli altri se ciava, cioè della serie gli altri si attaccano al tram. Un abbraccio, grazie per la compagnia, ciao Amy. Sì, questo perché appunto ci sono state delle situazioni un po' su Facebook, sulla pagina, sul gruppo o sul mio profilo privato, piuttosto che su certi video di YouTube, in cui un po' mi si attaccava e mi si diceva anche della serie: vergognati perché ero in giro. Però ragazzi, cioè, se non si è capito, che è da 3 anni che vado avanti a dirlo, i miei video più o meno sono sempre stati di 2 mesi fa, 1 mese e mezzo fa, 1 mese fa, vanno dai 2 mesi a 1 mese. Adesso si stanno ovviamente avvicinando un casino, proprio per il discorso che ho detto: ti metto 2 video al giorno, sabato e domenica inclusi, e quindi puoi immaginare, ci sono 14 video alla settimana, quindi grazie che adesso ci riavvicineremo. Cara, una delle mie sorelle mi fa: ciao fratellone, come stai? Ma secondo te, Piti, ma come sono? Se sto male ti pare che non lo sa mezzo mondo? No, quello che mi dispiace è una cosa un po' particolare forse da spiegare, è il fatto delle disiscrizioni dopo che hanno visto che io ero in giro, eccetera. Tra parentesi, che ero in giro a gennaio 2020, non a marzo 2020, ok? E quindi insomma, per carità, è vero che io non vivo per i numeri e non vivo con i numeri, però da una parte ti dà comunque una sorta di soddisfazione, cioè della serie c'è un tot di persone che ti apprezzano, e dall'altra, cavolo, sentirti così penalizzato per una cosa che non hai fatto, cacchio. È vero che potevo farmi un po' più furbo, perché molti youtuber, non sto parlando di quelli dei camper, cose del genere, cioè youtuber proprio in generale, tipo anche i The Show che fanno le candy camere, eccetera, eccetera, hanno messo bene in grande, rifacendo, rieditando i video, che i video erano stati girati, anche i loro ovviamente, ben prima che uscisse l'emergenza coronavirus, e quindi solo che io purtroppo, per motivi di spazio, perché anche lì alla fine è tutta una questione di SK, no? Perché se hai SK ti puoi permettere degli hard disk enormi dove tenere tutti i progetti, fai i sorgenti originali dei video, no? Quando io faccio un video, e stiamo parlando di video fatti 2 mesi fa, lo carico su YouTube, ok? E poi le sorgenti, il file progetto, quello fatto con Filmora, eccetera, cancello tutto per liberare spazio, se no non ci starebbero, non ce la farei, hai capito? E quindi i professionisti, diciamo, che hanno strumenti più adeguati,
adeguati, più costosi, eccetera, possono permettersi di rivedere i video, di ricorreggerli anche se dovessero nascere problemi, tipo una persona dice no, io non voglio che mi pubblichi, oppure non voglio che dici quella frase, eccetera, eccetera, loro riprendono il progetto, lo editano e riesportano il video, così è tutto perfetto, hai capito? Nel mio caso i video ci sono già, è l'unica cosa che ho potuto fare salvandomi un po' in corner, diciamo, da queste persone che non capiscono, no, che i video giustamente non possono essere fatti oggi per domani, è stato modificare i titoli e scrivere tra parentesi video girati a gennaio, poi metterlo anche nelle descrizioni e poi anche scrivere un commento da parte delle puntine del mondo messo in evidenza, dove anche lì per la terza volta video per video ricorda che i video sono stati girati a gennaio, poi successivi a febbraio, e poi man mano hai visto che Singano, dopo la Toscana e dopo il Lazio, che si è iniziato a parlare di sto coronavirus, anzi dopo la Brussia, esatto, non si è più mosso, insomma, quindi no, in Brussia probabilmente già si parlava di coronavirus nel video che hai visto della Brussia, però non c'era la direttiva di restare a casa, no? C'era quella sì di stare distanti, eccetera. Allora io ho detto qual luogo migliore, no? Per andare a isolarsi in Brussia. Dopo là, vabbè, hai visto, complice anche il fatto che stavo provando a smettere di fumare e c'era tanta gente, eccetera, ho detto no, rinunciamo, andiamo via. Da quel giorno sono sempre stato davanti a casa dell'Alessia e basta, insomma, ho fatto il piano dell'acqua e tutto quanto, come già sai, e basta, è morta lì la situazione. Non preoccuparti che adesso un po' alla volta tireremo fuori anche altri argomenti. Ovviamente non potendo riprendere chissà cosa, perché magari, non so, posso farti un video, non so, che parla del mio generatore, e allora là vabbè posso uscire, farti il video del generatore, eccetera. Faccio un esempio, vedremo, qualcosa salta fuori. Anzi, io direi una cosa interessante che ho visto che hanno fatto, guarda, Destino vuole che parlo sempre di The Show, che loro fanno Candy Camera, sti qua, no? E hanno un format che si chiama Detto Fatto, che a me piace un casino, dove la gente, gli utenti chiedono a loro aspetta che mi inciucco, le candid camera da fare, no? E loro poi le fanno. Quindi io chiedo a te di cosa vuoi che io ti parli, in modo tale che mi dici, non so, parlami com'è, non so, sparo a caso la gestione dell'acqua o il riscaldamento, che cacchio ne so io del camper, e io ti racconto in base alla mia esperienza, ovviamente, ecco. sto spulciando il Facebook, un mio amico, no? Traduco, fuori in giardino, aria netta che pare di essere in montagna, aria pulita che sembra di essere in montagna. Allora che io gli ho scritto, guarda, c'ho brutto da dire, ovviamente non auguro assolutamente un altro coronavirus, però un qualcosa, non lo so, che imponga di non muoversi inutilmente durante il fine settimana non sarebbe male. Cioè proprio anche magari un divieto assoluto di usare le macchine, tipo anche per andare a lavorare, lì però ovviamente riorganizzare tutto il sistema di trasporti pubblici. Poi sabato e la domenica, o comunque quando uno ha il suo permesso del lavoro 2 giorni alla settimana, non di più, se ne va dove vuole, insomma, ecco, secondo me è una cosa fattibile, molto complessa da organizzare. Ok, perché poi giustamente dici ok, ma uno va via 4 giorni, allora casca il palco, uno lavora 2 giorni alla settimana, un altro lavora 6 giorni alla settimana, hai capito? Quindi sì, per carità. Però il fatto che una cosa sia complessa non è assolutamente obbligatorio pensare che sia impossibile. Pensa che per un momento mi è balzata l'idea che questa cosa è stata fatta nascere da qualcuno proprio per ridurre un attimo tutto questo suicidio che stiamo avendo sulla Terra, quindi la sovrappopolazione e l'inquinamento. Sicuramente non sarà così, ok? Quindi ti sto solo raccontando un'idea che è balzata, quindi non è complottismo. Complottismo è quando uno porta avanti ostinatamente un'idea pur non avendo la certezza delle fonti, la certezza della pratica, no? È essenziale avere le proprie idee, le proprie intuizioni, perché è il pensare. Pensa che è proprio questo pensare l'unica
e sola, ricordati, caratteristica che ci differenzia dalle altre specie di animali. Perché questo è stato, questo è stato il motivo base per cui io non amo assolutamente, ma rispetto gli altri animali. Proprio perché un giorno sono arrivato a capire, ma veramente capire, non razionalmente, ma proprio percepire la realtà del fatto che gli altri animali, in meno di noi, hanno solo una parte del cervello che lavora in maniera diversa, ossia la parte razionale, quella che ci consente di creare una struttura complessa di linguaggio e pertanto, conseguentemente, anche dei processi logici, ossia dei pensieri, dei ragionamenti, utili o inutili, questo non cambia. Però vedi, questa è l'unica differenza tra noi e una mucca. A una mucca, se gli pianti un coltello nella coscia, soffre allo stesso identico modo in cui soffriamo noi. Quindi qual è la differenza? Assolutamente nessuna. Idem il valore della vita, idem il senso materno. Prendo la mucca a caso, può essere una scimmia, può essere un cane, una qualsiasi altra cosa. Anzi, il cane no, perché il cane è un'icona che io odio, perché ci ha veramente sballato i sensi della realtà. Seppur sia un animale, seppur rispetti anche lui, ripeto, è l'icona del cane che ha creato la società che io odio, non il cane in sé. E quindi vedi perché i tanti, no, gli antichi pensatori erano vegetariani, perché erano arrivati a capire, percepire, assimilare integralmente questo ragionamento che è la verità, è l'assoluta verità. Che poi ci sia una morale sotto, soggettiva, che ti fa dire a me non me ne sbatte un cazzo, io ammazzo tutti, stermino tutti, ci sono volpi in giro per strada, le ammazzo tutte, quello è un altro discorso. Però che tu uccida inutilmente una volpe o un essere umano, perdonami, ma no, questo è un discorso troppo complesso. Pochi lo capiranno, non perché quelli che non lo capiranno sono scemi, ma è perché bisogna proprio entrarci dentro. È un ragionamento che non siamo abituati a fare. Quindi se io ti dico che uccidere una volpe o uccidere un essere umano è la stessa identica cosa, io scatenerei un putiferio. Ma se uno ci arriva da solo, col tempo, pian piano, a capire che l'unica cosa che ha fatto scatenare questo putiferio, no? Questo attacco alla blasfemia di Singano, no? È il fatto che la nostra parte di cervello, ossia la parte razionale, ha creato questa immagine, questa idea che l'essere umano è superiore alla volpe. Pensa che per assurdo in natura, se la volpe dovesse scegliere se morire lei o l'essere umano, chiaro che fa morire l'essere umano, perché per ognuno, no, è un sistema automatico, per quanto psicologico, di autodifesa. Tra il dire e il fare, quando è ora di morire è chiaro che è meglio che muoia chiunque altro piuttosto che muori tu, insomma. Ecco, a parte rare eccezioni. Quali possono essere le eccezioni? Tipo quando avrei visto quella foto della mamma cerbiatto che si faceva sbranare dai giaguari, là cos'erano, mentre guardava il suo cucciolo che si allontanava. Anche lì però questa cosa, per quanto poetica, per quanto dura, per quanto cruda, è comunque una reazione o un processo guidato dall'istinto, ossia da una sorta di genetica che è una specie di programmazione che serve per mantenere la specie. Quindi crea nella psiche dell'animale, che può essere essere umano come una qualsiasi altra specie, questo senso di protezione. So che dirla così è molto brutta perché sminuisce, no, tutta quella bella poesia, quel romanticismo nel senso originario del termine, no, che ci sta dietro all'affetto materno. Però ragazzi, se si vuole vedere la verità, allora si iniziano a analizzare le cose così come stanno, guardandole da molto lontano. Altrimenti, niente, viviamo appunto in questa visione disneyanica e satanica del mondo. Eccolo!